L'Aragona non sa più vincere e crolla in classifica. Lo Strasati invece tiene il passo delle grandi e può lottare fino all'ultimo per un posto nei playoff. Questo è il verdetto finale della sfida Aragona-Strasatti, terminata in parità 1-1. Al primo affondo gli ospiti passano in vantaggio con il sempreverde Nino Barraco che batte Semprevivo. Sulle ali dell'entusiasmo lo Strasatti potrebbe raddoppiare già al settimo con Armato, ma il numero 1 dell'Aragona para. Gara subito in salita per i padroni di casa che non riescono ad impensierire gli ospiti. Strasatti che gioca di rimessa e potrebbe raddoppiare con Nino Barraco al 26esimo. Poi entra in campo anche il tecnico dell'Aragona Corrado Mutolo che al 30esimo sfiora il pari. Il primo tempo scivola via senza altre emozioni. Nella ripresa l'Aragona trova subito il pari con il mediano Giovanni Sorce. I biancoazzurri attaccano con più convinzione e al minuto 14 con Di Benedetto mettono paura al portiere Rustico. Al 16esimo Sorce prova il pallonetto ma il risultato non cambia. L'Aragona cerca il gol della vittoria e Daino impegna Rustico al 25esimo. Poi la gara cala vistosamente di intensità, le due squadre non corrono rischi e si accontentano del pareggio. L'Aragona rimane in crisi e deve guardarsi alle spalle perché rischia seriamente di venire risucchiata nella lotta per la salvezza. Lo Strasatti ha mostrato di essere una buona squadra che con un paio di innesti può lottare per il salto di categoria.